Momento di approfondimento enogastronomico con lo chef Gambuzza che parlerà e spiegherà alcuni piatti tipici della nostra tradizione qui al Niccolò Gallo. Sì, grazie al protocollo d'intesa che abbiamo stilato con l'associazione Cuochi e Pasticceri di Agrigento, e oggi si realizza il primo di una serie di eventi di gran qualità che hanno l'obiettivo di coinvolgere, entusiasmare i ragazzi verso questo percorso, del percorso enogastronomico che permetterà di acquisire delle professionalità che vanno al di là dello scolastico. I nostri ragazzi lavorano quotidianamente nei laboratori di cucina e veramente devo dire sono bravissimi, guidati abilmente dai loro professori, imparano le tecniche, imparano la passione per il loro lavoro, per quella che sarà la professione del domani, ma questi incontri servono a dare un valore aggiunto, servono a fornire non solo quel quid in più che permette di andare oltre al quotidiano, alla routine o comunque allo scolastico, ma permettono anche di incontrare, questi incontri permettono di incontrare delle persone che della loro professione hanno fatto un'arte, tanto da essere conosciuti nel territorio e apprezzati nel territorio. Ecco, questi sono i modelli che vogliamo fornire ai ragazzi, perché il nostro obiettivo come scuola è dare qualità, non dare semplicemente un'istruzione, una formazione di base, quella è essenziale, la danno tutte le scuole. Noi vogliamo dare quel valore aggiunto che permette veramente di capire qual è il modo giusto per approcciarsi a una professione che è sì lavoro, che è sì sostentamento, ma è soprattutto soddisfazione personale e sviluppo del territorio a cui si appartiene. Siamo con lo chef Gambuzza al Gallo di Agrigento perché oggi terrà una lezione con i ragazzi delle quinte classi su alcuni piatti tipici della nostra tradizione. Ecco, un momento importante anche perché questi ragazzi si approcceranno quanto prima, tra qualche mese, ad andare a lavorare. L'idea di questo corso è quello di trasmettere ai ragazzi, perché come non trasmettere i propri segreti a degli alunni che devono crescere e devono inserirsi nel mondo del lavoro. Oggi prepareremo il tema del corso è la ristorazione regionale alla carte. Ristorante alla carte, piatti, antipasti, primi, secondi e dessert. Noi oggi faremo 4 piatti partendo dall'antipasto, il primo, il secondo e il dessert, molto legati al territorio, molto legati alle materie prime della zona, l'olio, il pesce buono. Abbiamo tanto da raccontare e bisogna raccontarlo, trasmetterlo ai ragazzi, e oggi il corso è veramente mirato a queste cose: la materia prima, i vari passaggi, i fondi di cottura, tutto in armonia per creare i piatti del nostro territorio. Sono delle lezioni importanti per questi ragazzi che si approcceranno al lavoro, no? Assolutamente sì, in questo periodo un pochettino un po' traballante nella ricerca del personale, andare negli istituti alberghieri, fare capire la nostra presenza, per me è un atto di, è un patto verso questi ragazzi, trasmettere, dare loro la possibilità di capire che questo è un lavoro, per carità, tanto sacrificato, però se fatto bene e con amore dà tante soddisfazioni. Oggi un'interessante iniziativa con i ragazzi della quinta del Gallo dell'enogastronomico, dove spiegherete alcuni piatti della nostra tradizione tipica. Sì, noi dell'associazione siamo vicini dalla scuola perché facciamo dei corsi di aggiornamento. Oggi in particolare abbiamo un nostro associato che è il dottor Gambuzza, che lui per noi è un occhio di diamante, perché lui è molto bravo a trasformare gli alimenti, quelli del territorio. Ci sarà il pistacchio, ci sarà l'agnello e quant'altro. La scuola per noi è importante perché nella scuola noi abbiamo, i ragazzi nella scuola si associano da noi e proprio di fare conoscere la scuola. Questo noi siamo sempre presenti nelle scuole, cerchiamo sempre di fare questi corsi di formazione proprio per dare tutto quello che gli chef negli anni hanno appreso, dare questa esperienza a loro.